Mentre Matteo Salvini marcia su Roma per mandare a casa l'altro Matteo, Flavio Tosi continua a guardare la Lega dall'alto del suo faro. E lui a Roma con molta probabilità ci sarà per non prestare il fianco e non accendere nuove micce su un carroccio che ogni giorno riserva un botto. L'ultimo lo aveva acceso Luca Zaia durante la puntata Prima Serata. Se il Consiglio nazionale deciderà di dare il via libera a liste civiche infarcite di amici di Flavio Tosi, aveva detto il governatore, quei leghisti vorrà dire che voteranno contro il loro presidente. Zaia sotto scacco? Tosi sembra rassicurarlo. I cosiddetti tosiani, cioè le persone vicine a Flavio Tosi in regione, credo che, come anche Flavio Tosi, sono sempre stati leali, corrette, non hanno mai votato contro una delibera, non hanno mai fatto polemica, non hanno mai mosso una critica. Insomma, Flavio Tosi continua a ribadire che dovrà essere la Liga Veneta a decidere nomi e alleanze, di fatto riconfermare quanto stabilito nel Consiglio nazionale del 14 febbraio. Noi avevamo dato uno schema che era ed è Lega più civiche, dove all'interno delle civiche è chiaro che ci possono essere anche esponenti di riferimento del centrodestra. Ma la riunione in programma a Padova, giovedì della prossima settimana, potrebbe anche valutare se con Forza Italia la Liga, diversamente da quanto pensa Salvini, potrebbe trovare un accordo. Questo lo deciderà il Consiglio nazionale della Liga Veneta, perché questa è una sua competenza, non la decide Flavio Tosi da solo. Ma il Consiglio nazionale sarà ancora compatto? Lo scontro tra Tosi e Zaia non potrebbe portare a nuovi riposizionamenti al Consiglio nazionale di giovedì? È un confronto fra una ventina di persone che rappresentano tutto il territorio del Veneto e si cerca la soluzione più condivisa e più razionale possibile. Intanto però lunedì a Milano è prevista la riunione del Consiglio federale, commissariamento della segreteria nazionale, espulsione di Flavio Tosi. Queste le voci che in queste ore si erano rincorse, ma lui, Flavio Tosi, non si scompone. Io sono un fatalista, io prima aspetto a vedere cosa accade e poi decido cosa fare.